Grazie Presidente, cara Commissaria, gentili colleghi e colleghe. In questi mesi difficili di pandemia finalmente abbiamo chiara una cosa, che c'è bisogno di più Europa anche nell'ambito della salute. I cittadini ci chiedono che sia l'Europa a gestire le grandi questioni di salute pubblica e di sanità. I cittadini non capiscono come sia possibile che in un continente ormai interconnesso sotto tutti i punti di vista ci siano oggi così grosse disparità e disuguaglianze in un ambito così delicato e decisivo per la vita delle persone. Bene quindi i report oggi in discussione che rilanciano le competenze europee, con un maggior ruolo di responsabilità per il Centro europeo per il controllo delle malattie e per un coordinamento più forte nel contrasto alle minacce transfrontaliere. Si tratta di 2 tasselli in più per l'obiettivo finale, un'Unione europea della salute che garantisca i diritti e le prestazioni minime per tutti i cittadini europei. Un'Europa che garantisca un sistema sanitario pubblico di qualità per tutte e tutti. Grazie.